Non ci posso credere, è arrivato veramente il momento. Ah, ragazzi, finalmente, non ci credo. Ma da quanto tempo è che aspetto questa cosa? Wow, boh, dopo più di un anno, anzi in realtà la voglio da 5 anni, lo voglio da 5 anni, ce l'ho fatta, sono riuscito ad averlo, sono emozionato. Ehi là gente, io sono Crazy, ma per gli amici sono anche Salvatore. Lo so che attualmente non state capendo quello che sta succedendo, ma finalmente sì, lo posso dire, oggi diventerò papà perché sto per prendere un cucciolo realmente mai visto. Preparatevi a un video veramente assurdo, un qualcosa mai visto, uno degli esemplari veramente rari che nascono una volta all'anno e io ce l'ho fatta, è un sogno fin da quando ero bambino, sono super gasato. Ora vi porterò con me. Prima di iniziare però vi ricordo, codice Cimate nel negozio, gente, se vi va di giocare con me o parlare con me, inviatevi lo screen su Instagram, mi chiamo Chris_Med. Detto questo, vi porto con me, vi faccio vedere cosa succederà oggi, perché sono veramente emozionato. Ve l'avevo accennato qualche mese fa che avevo preso un nuovo animale domestico e nessuno si aspetta questo animale domestico. Ma non perdiamoci in chiacchiere, vi porto con me. Quindi adesso andiamo insieme direttamente al negozio dove l'ho preso. Ragazzi, finalmente ci siamo qua ad Aquarium Mondo Sommerso, il negozio dove ho comprato il oh mio Dio, sono molto curioso di vedere Rio, appunto si chiamerà così, e magari poi vedrete un po' di giorni passare e poi vedrete come nelle settimane sta andando avanti. Quindi è un video non... Grazie. Dicevo, è un video che non finirà oggi ma continuerà nel tempo. Siamo pronti, mascherina su e andiamo a vedere il nostro nuovo animale. Sono molto emozionato perché è un sogno da quando ero bambino e quindi finalmente oggi lo posso avverare. Andiamo, venite con me. Ehi là, Salvo! Benissimo Salvo, com'è? Come va? Tutto bene? Bene, a posto. Allora, sono venuto a ritirare il Rio. È arrivato il momento. È arrivato il momento, dopo un mese sono molto ansioso, ma ti dirò. Ti vedo che stai un pochettino così. Sono... Vado a prendere. Vai, ti giuro. 2 secondi che arrivo. Vai, ok, sta arrivando raga, non lo so come il giro sta andando. Devo ammettere, sono ragazzi veramente professionali, cioè anzi è un ragazzo veramente professionale. E dopo un mese di attesa, perché ovviamente non potevo toglierglielo subito alla madre, bisogna fare una procedura lunga che non so allevarlo, finalmente ci siamo e conoscerò per la prima volta Rio. Sono molto emozionato raga, sono molto emozionato. Oh mio Dio, Albuccio. oh mio Dio, oh mio Dio. Salvo. Oh mio Dio! Fatemi presento, io, Salvo. Oh mio Dio, è bellissimo! Com'è? No. Come ti sembra? È bellissimo, Salvo! Cioè, Stai contento? ma non ti guarda, l'ho aspetto da 45 anni una cosa del Ma te genere! l'aspettavi? Io sono veramente emozionato, Salvo. Sono- Io non ho parole, è veramente bello. Salvo, io devo ringraziare solo te perché se oggi questo spettacolo, Grazie, veramente. Salvuccio, grazie veramente. Posso tenerlo in mano? Salvo, calcola che sia, devi avere sempre una certa manualità. Parliamo di pappagalli già di una certa stazza. Ok. Quindi vanno tenuti sempre nel massimo di rispetto. Assolutamente sì, rispetto per gli animali. Calcola che di sé per sé è un po' difficilotto da gestire da altri animali. Ok, Partiamo da questo presupposto. ok. Di sé per sé, quando io te lo passerò in mano, noterai una certa pressione nelle mani. Ah, quindi, Questo ok. perché comunque sia un esemplare piccolo, quindi È neonato ancora. sì, tende a perdere l'equilibrio e stringe, quindi non ti preoccupare. Fantastico, Va bene? vai, Passiamo? ok, ho capito tutto, Salvo. Primo passaggio. Oh mio Dio, oh Via. mio Dio. Tanti oh mio auguri Dio. Salvuccio, tanti auguri. Ciao Rio! Ciao! Dai, dai, un bacio. Ciao Rio! Oh mio Dio, raga! Ma è bellissimo! Madonna, e quanto ah, 2 mesi questo qua, no? Sì, Salvo, calcola che siamo 2 mesi e mezzo. 2 mesi e mezzo, fantastico. Mese e mezzo. E per Fantastico. quanto riguarda procedure per l'alimentazione ancora deve essere imbeccato. Ok, quindi devo con la Devi siringa. andare con la siringa e con la pappa, quindi devi dare 3 pappate al giorno. Ok. E poi comunque sia sarà un susseguirsi di cose che diventeranno per te, diciamo, come Normalità. Sì, Un normalità. figlio Sì, diventerà, ho capito. diventerà un figlio. Ok. Ma posso metterlo in spalla, vero? Vai. Provo? Oh mio Dio, ho Proviamo, sempre sognato di farlo. proviamo. Ci sono dei problemi un po' tecnici. Ok. Ok, ci siamo, è lui. No, la mascherina effettivamente.
No, si vede che sta prendendo un po' di anche lui una mascherina. Mi sa che sta prendendo un po' di confidenza. Salvo, io sono veramente emozionato. Devo ringraziarti veramente. Voglio ringraziare te per la fiducia, veramente. Veramente, devo ammetterlo, raga. Cioè, all'inizio, giustamente uno per comprare un pappagallo del genere non si può fidare di tutti, no? Sì, dico io, comunque sia, questi esemplari non sono facilissimi da trovare. Quelli che si trovano in commercio non sono tutti degli ottimi esemplari. Noi siamo riusciti a trovare qualcosa di veramente speciale. Grazie mille. Devo dire, Aquarium Mondo Sommerso una garanzia. Grazie davvero, gentilissimo. Io ora vado a divertirmi e lo devo imbeccare perché è l'una e già adesso lo devo imbeccarlo, è appunto, è ora di mangiare. Va bene, grazie mille Salvo, a presto, ciao, grazie davvero. Andiamo. Però Salvo, io so che tu hai anche un altro pappagallo così. Sì, assolutissimamente, perché due è sempre meglio di uno. Ed è il fratellino, giusto? Ce lo vuoi mostrare? Oh, vedo anche l'immagine qua sopra, si chiama Dorian. Oh mio Dio. Mi presento Dorian e Rio, raga, spaziale. Questo è tuo figlio praticamente. Sì, questo è il mio figlioletto. Ottimo. Ormai facciamo di tutto insieme. Passeggio, andiamo alla conquista delle ragazze. Fantastico. Posso accarezzarlo, non è un problema. Vai tranquillo. Ciao Dorian. Ah, Con il fratellino. Effettivamente. Eccoli qua. No. Guarda Rio. Guarda come si guarda. Fantastico, veramente fantastico. Allora Salvuccio, possiamo fare una sera di questa in uscita? Effettivamente possiamo uscire insieme, Salvo. Cioè, usciamo insieme. Io sulla spalla Rio e tu sulla spalla Dorian. Mi sa che facciamo bella figura. Assolutamente, secondo me rimorchiamo. Ci sta. Ottimo. Ragazzi, ci siamo. Stiamo per dare da mangiare a Rio. Lui per ora è nella gabbia. Allora, per dargli da mangiare è un po' complicato e dovrò farlo 3 volte al giorno. La mattina alle ore 8. Poi ecco, ciao Rio, arrivo, fammi preparare. Poi dovrò dargli da mangiare all'1, quindi ora. E poi stasera di nuovo alle ore 8. Quindi diciamo sarà come un figlio, lo dovrò allattare per un bel po'. Per ora gli sto preparando la pappa, che sarebbe una polverina che contiene tutto il mangiare e si mette con l'acqua e dovrò farla diventare come uno yogurt. Quindi ci vorrà un po' di tempo. Detto questo, adesso andiamo a prendere a Rio e è arrivata l'ora di dargli la pappa. Rio, ciao. Raga, questa gabbia è stata costruita tutta a mano, non da me, vabbè. Però, ciao Rio, si mangia? Andiamo, amore, ciao. Vieni con me. Oh, che bello che è Rio. Questo pappagallo è un pappagallo che parla e ovviamente parlerà quando avrà più quando sarà più grande. Lo mettiamo sulla sedia. Ancora non ha imparato a volare, quindi molto bene. E cominciamo a imbeccarlo. Prendiamo la siringa, quella lunga, per dargli da mangiare. Ciao Rio. Che bello Rio, che bello, raga. E io ho un po' di problemi perché effettivamente. Allora, bisogna prendere la pappa. È un po' dura. Vabbè, intanto presa la pappa, diamo da mangiare a Rio. Oh, si mangia. La posizione deve essere questa qua, cioè io gli devo tenere il becco, se no non la ingoia. È come un bambino, è proprio un bambino, è un neonato Rio. Quindi purtroppo, cioè, dobbiamo insegnargli tutto, anche come signotta. Papà, io gli voglio insegnare come prima parola papà, quindi gli ripeterò tantissimo la parola papà, perché voglio che comunque mi chiami papà, cioè è figo essere chiamato papà. Dopodiché gli voglio insegnare il suo nome Rio e poi, vediamo, gli insegnerò ciao, non lo so. Dorian, il pappagallo di quello che comunque me l'ha dato, si chiama papà, cioè dice ciao ed è super figo, raga.